Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Sta per iniziare la 10ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8 in campo Alitalia Calcio e Pisana Calcio 8. Alitalia Calcio in maglia verde si presenta alla sfida con 11 punti in classifica, mentre i ragazzi in maglia rossa della Pisana Calcio 8 provengono da una netta vittoria con il Football 8 Roma Nord e si presentano a questa gara con 22 punti in classifica. 22 punti in classifica che consentono alla Pisana di essere al secondo posto della graduatoria. Ci poi scarica dietro per Piccolo il triangolo, però non va a buon fine. L'Italia può ripartire con un 3 contro 3 in contropiede. Pallone velenoso centralmente, la conclusione che beffa De Bernardo al primo tiro verso lo specchio della porta. L'Italia Calcio passa in vantaggio qui al Circolo Sportivo Ciriaci con la rete del numero 19 De Francesco, 1-0. Reti siglate con il Football 8 Roma Nord, il pallone dentro per Laurato, poi Piccolo prova a riporgerlo all'interno dell'area ma c'è un contropiede, è sguarnita la retroguardia della Pisana Calcio 8 che si inserisce, scusatemi, Luca Severini che mette giù la sfera, è tutto solo, fa gol del 2-0. La corsia di destra, eccolo il pallone che arriva sulla destra, il tiro, il sinistro, precisissimo, arriva il gol di Ferretti, un grandissimo gol, palla all'angolino, 2-1, Pisana Calcio 8 che si fa di nuovo sotto. In questa serata cercherà la battuta in porta, 2 uomini in barriera per De Bernardo, parte Severini con il destro che gira, pallone che si infrange sul palo, bellissima la conclusione del numero 22. Poi Laurato, pallone allargato per Cesaro sulla sinistra, ancora Cesaro, fa secco un avversario, va Cesaro con il destro, arriva la rete del numero 7, Bomber Cesaro della Pisana Calcio 8 che con questo gol si porta a quota 7 nella classifica marcatori, 2-2, Pisana che riporta in equilibrio il match. Parte Cesaro con il destro e trova il gol del 3-2, il suo 8º centro stagionale, doppietta per lui, 3-2 Pisana Calcio 8 che ribalta il risultato. La maglia verde che gli nega la visuale, fa proseguire il direttore di gara, parte Severini con il destro, è bravissimo qui De Bernardo a dire di no, il numero 22 con un intervento strepitoso con il piede. Severini. Ottimo l'anticipo, De Francesco va con il destro, ancora De Bernardo. Pallone sul sinistro, la conclusione violentissima da parte di Alessio Lalli. Gol del 4-2 della Pisana Calcio 8, appena entrato in campo Lalli sigla la rete del 4-2. A superare il centrocampo, lo fa adesso con De Francesco che allarga bene sulla destra, un po' sguarnita la retroguardia della Pisana, la conclusione sfortunata da parte di De Michele che colpisce il secondo palo della gara, trovando pace. Cesaro, pallone centrale per Ammassari che fa il velo per Laurato, ancora Laurato, va con il destro! Il numero 11 porta i suoi sul 5-2, ma splendida azione corale da parte della Pisana Calcio 8 con Cesaro che da dentro per Ammassari che serve un pallone perfetto con un ottimo velo al suo compagno di squadra Laurato che da lì non può sbagliare. 5-2, grazie anche per calciare, da lì conosciamo le sue doti, va con il sinistro Ferretti, colpisce la base del palo. Buona Ferro! Pallone in avanti per Ammassari che va con il sinistro, pescato perfettamente il numero 8 che trova la rete del 6-2 e obbliga l'Alitalia Calcio a chiamare il primo time out della gara. Poi manda in contropiede Cesaro, ancora Cesaro, va Cesaro con il destro, questa volta spara addosso all'estremo difensore Calcaro, ma insiste, ancora la Pisana, questa volta con Massari che va con il sinistro, ancora Calcaro è bravissimo. Bravo portiere! Laurato.
Cesaro ha spazio centralmente, eccolo il numero 7 che va alla conclusione, pallone nell'angolino, ancora di Cesaro, tripletta per il numero 7, 7-2 Pisana. Se lo ritrova tra i piedi, ancora il numero 22 va alla conclusione con il piattone. De Bernardo qui a dire di no al capitano dell'Alitalia. Contropiede con Cesaro, ancora Cesaro, va con il destro, pallone all'angolino, toglie la ragnatela dal 7, ancora lui, sempre Andrea Cesaro, poker per il numero 7, 8-2 Pisana. Petrillo, De Michele, ancora De Michele va con il sinistro, De Bernardo, strepitoso l'intervento di De Bernardo, poi pallone che dà l'effetto del gol ma è soltanto esterno della rete. Sfila la sfera centralmente, ancora De Bernardo però, con i piedi questa volta su Mainella. Pisana Calcio 8 che vince per 8-2 contro l'Alitalia Calcio che è andata in vantaggio per 2-0. Poi la Pisana Calcio 8 riprende in mano la partita, sale a quota 25 punti confermandosi al primo posto in classifica in attesa della Golbet e soprattutto con 49 reti all'attivo, numeri che fanno sognare qui la formazione di Pasquale.